Amici appassionati di calcio a 5, buon pomeriggio. Queste immagini vi giungono in diretta dal palazzetto dello sport Giuseppe Paternesi di Foligno. È la 8ª giornata del campionato di Serie A femminile di futsal e si affrontano l'Atletico Foligno e il Pescara Futsal. Dirigono l'incontro il signor Andrea Barillà di Cinisello Balsamo e Daniele Fior di Castelfranco Veneto. Al crono li coadiuva Nicola Lacrimini di Città di Castello. Diamo lettura delle formazioni partendo dal Pescara, allenato in panchina da Jimenez Lopez Amparo, con il numero 21 Maria Fontana Mascia, con il numero 3 Aida Sciascio, con il numero 4 Coppari, il 5 D'Incecco, il 7 Rozzo, 8 Di Sauro, 9 Belli, 11 Discaro, 12 Vanelli, 27 Valendino, 44 Tati, 99 Raffaela Dalmaz Pato. Risponde l'Atletico Foligno con il numero 2 Cecconi, 7 Ferroni, 8 Magnini, 9 Sulpizzi, 10 Corboli, 11 Zelli, 16 Castagnoli, 22 Baldassarri, 24 Santi, 77 Pezzolla, 92 Fortunati, 99 Proietti. Assenze pesantissime per l'Atletico Foligno, che non potrà disporre, oltre che di Naiara alle prese con una noia muscolare, anche del suo capitano Elisa Narcisi, che ha subito un piccolo intervento in settimana e che non sarà disponibile per questa partita e forse anche per la prossima. Quindi Luigi Battistoni in piena emergenza. Il quintetto che ci ha comunicato vede in porta, un po' a sorpresa, Adele Cecconi, poi ci sarà Sharon Zelli con il numero 11, il 16 Beatrice Castagnoli, il 22 Jennifer Baldassarri, il 77 Maria Grazia Pezzolla. Risponderà Amparo, che schiererà in porta con il numero 8 Chiara Di Sauro, poi ci sarà davanti a lei il capitano Ersilia D'Incecco, poi con il numero 9 Belli, il numero 44 Tati e con il numero 99 pericolo pubblico numero 1 Rafa Pato. Siamo pronti a partire, questa è l'8ª giornata. Compagini che si presentano con il morale diametralmente opposto. Pescara viene da una serie di risultati positivi, in particolar modo l'ultima trasferta ha fatto veramente impressione, il pareggio imposto in casa della corazzata Bitonto, mentre l'Atletico Foligno in grande difficoltà con 4 sconfitte consecutive. Ecco l'Atletico Foligno che con Baldassarri viene servita a Castagnoli, ancora Baldassarri si fa luce e calcia, la blocca abbastanza agevolmente Di Sauro e riparte il Pescara. La prima azione delle abruzzesi è per Tati. D'Incecco si appoggia ancora su Tati, 1 contro 1, riapre ancora per D'Incecco. Rafa Pato con il suo numero 99 chiude il triangolo. Rafa Pato, la palla è un po' lunga, quella di ritorno di Tati, e la rimessa laterale in zona di difesa sarà per l'Atletico Foligno. Pezzolla, Baldassarri, Pezzolla, Zelli di prima a cercare Castagnoli, palla interessante, l'anticipo di Tati su Castagnoli e riparte l'Atletico Foligno da Baldassarri da Pezzolla per Zelli, palla sul lungolinea, la recupera Rafa Pato, transizione del Pescara, Pato avanza, Pato ancora, poi è costretta a riaprire, la riceve ancora Pato, spalla alla porta, D'Incecco sulla linea di metà campo, ancora Rafa Pato, attaccata da Baldassarri, D'Incecco 1 contro 1, il capitano del Pescara la riapre per Rafa Pato, da respiro alla manovra la squadra abruzzese.
Tati sta per liberare il destro, adesso lo libera, un po' strozzato il destro di Tatiane De Biase e Crocetta per tutti i Tati. Zelli, Baldassarri di prima a cercare Castagnoli, la palla la prende però Tati, Dincecco, Rafa Pato, attenzione, arriva il rimorchio e poi c'è l'ottimo ritorno da parte di Zelli e Sharon Zelli va ad anticipare l'irruzione di Rafa Pato. 2 minuti precisi se non sono andati in questo primo tempo. 0-0 qui a Foligno tra l'Atletico Foligno e il Pescara. Rimessa laterale sulla palla Tati, liberata molto bene Rafa Pato, è Belli, però la palla è un po', il tiro non viene bene. Buona opportunità sui piedi di Federica Belli, il calcio così. Adesso il passaggio di Pezzolla per Zelli è troppo lungo. Nuova azione per il Pescara, Dincecco, Tati, Rafa Pato, 1 contro 1 con Pezzolla, poi la palla in posizione da pivot per Belli, il sinistro di Belli e in qualche modo se l'è cavata Cecconi. Primo intervento di Cecconi di un certo spessore, non si è fatta sorprendere. È rimessa laterale, sulla palla c'è proprio Tati, Belli perde palla, attenzione, prova a ripartire Castagnoli, ritorna Dincecco, poi c'è il confronto fra Tati e Zelli, alla meglio Zelli che comunque deve concedere rimessa laterale al Pescara. Dincecco, Belli ancora 1 contro 1, Tati, Rafa Pato sotto la nostra postazione, Rafa Pato, 2 sterzate, ancora Rafa Pato, calcia sull'esterno della rete. Adesso fischio del direttore di gara, c'è stata una spinta, ha mimato una spinta chiaramente, ci sarà un calcio di punizione davanti alla panchina di Luigi Battistone a favore del Pescara e se ne occuperà Tati. Due in barriera per Cecconi. Schema 10 sarà quello proposto dal Pescara. Lascia Tati sulla palla Belli prova a calciare, la palla viene sporcata e poi questa palla in mezzo, questa specie di cross da parte di Tati. Adesso è proprio Tati che recupera la palla, Rafa Pato ancora per Tati, il taglio per Dincecco, la palla esce di nuovo a gran velocità. Poi c'è Belli che prova a liberare il sinistro, la palla viene salvata in qualche modo, poi di forza Tati, Cecconi e poi sulla linea c'è l'intervento da parte di Zelli. Palla in mezzo con la spalla e poi calcia! E la rete da parte di Pato, il gran tiro di Dincecco, la palla che si è stampata sulla traversa, è arrivata sui piedi di Rafa Pato e non ha perdonato. A 3:51 vantaggio Pescara. Se l'era cavata l'Atletico Foligno sul tiro di Dincecco, ma Rafa Pato ha depositato il tapin in fondo al sacco. Entrata in campo Coppari insieme a Gabio Vanelli.
nel Pescara. La palla arriva a Sciascio, cambiato praticamente per intero il quintetto da Amparo. È rimasti in campo solo Chiara Di Sauro in porta. Grandi rotazioni a disposizione della squadra abruzzese. Sciascio, arriva al rimorchio Rozzo, sarà rimessa laterale in zona d'attacco a favore del Pescara. Poi calcia proprio Rozzo, sarà angolo per il Pescara. Sulla palla Ludovica Coppari, la palla arriva sul secondo palo, la controlla Sciascio, cerca di mettere la palla in mezzo, arriva Pezzolla e la mette in angolo. Vanelli prova a liberare il sinistro, la respinge Cecconi, prova a ripartire Castagnoli poi ragiona per un attimo, il break di Vanelli prova ad andarsene, non c'è fallo di Baldassarri, poi perde la palla Pezzolla sull'attacco di Rozzo, alimenta l'azione Coppari. Rozzo 1 contro 1 con Castagnoli, Rozzo, la palla a Vanelli murata da Pezzolla e poi riceve un colpo involontario al viso Gabby Vanelli. Primo cambio anche per l'Atletico Foligno, in campo Ferroni a posto di Baldassarri. Si rialza Vanelli un po' dolorante al volto. Si riparte Sciascio, il sinistro di Sciascio murato dalla difesa dell'Atletico Foligno. Poi rischia di perdere la palla Coppari sull'attacco di Pezzolla e poi rimessa laterale che però sarà per il Pescara. Sulla palla Natalia Rozzo per Coppari. Sciascio 1 contro 1 con Zelli. Sciascio riapre per Coppari. Sciascio Rozzo cerca di farsi luce, retrocede un po' il Pescara, poi riattacca nuovamente con Coppari, attaccata da Pezzolla e rimessa laterale per il Pescara in zona d'attacco. Il tocco, poi la palla arriva in mezzo, il grande schema del Pescara, la scavetto da parte di Rozzo, poi prova a ripartire Ferroni guadagna solamente metri. Ferroni Vanelli, Coppari, Rozzo, Vanelli prova a chiudere il triangolo, la sporca Ferroni, poi Pezzolla è costretta a concedere rimessa laterale. Coppari, Vanelli, attenzione a Rozzo, spalle alla porta, la prende Pezzolla, prova a ripartire Pezzolla, la palla arriva comoda per Di Sauro che la gestisce con il piede. Vanelli, controllo così e la palla è sui piedi di Zelli per Pezzolla, il cucchiaio di Pezzolla a cercare Castagnoli, la palla arriva in area a Ferroni. Un po' macchinoso il controllo di Ferroni che non riesce ad essere pericolosa. Rozzo scambia con Coppari e poi riapre da quest'altra parte per Vanelli, il sinistro di Vanelli per Coppari, accelerazione del Pescara, Vanelli prova a liberare il sinistro, l'entrata è scivolata, poi calcia Coppari direttamente sul corpo di Vanelli e la rimessa laterale sarà per l'Atletico Foligno, che mette in campo anche Magnini a posto di Castagnoli.
campo anche Valentino per Amparo. Eccola qua, Alessia Valentino che serve Vanelli, Vanelli per Sciascio, Sciascio si gira sul destro e poi la rimessa laterale sembrava per l'Atletico Foligno, ma così non hanno deciso la direzione di gara. E sulla palla Sciascio, Sciascio per Dinsecco, la solatina di Dincecco che poi calcia. Il tiro del capitano abruzzese viene messo in calcio d'angolo da Magnini. La stessa Dincecco dall'angolo, palla alta di Dincecco, la palla è stata deviata e sarà ancora possesso per il Pescara quando se ne sono andati 7 minuti e 27 di questo primo tempo. Vantaggio Pescara, il gol di Rafa Pato. Vanelli, palla forte di sinistro, laterale, è stata deviata e sarà angolo per il Pescara. Aida Sciascio, Dincecco, calcia Dincecco forte in mezzo, palla respinta da Ferroni. Dincecco vicino per Sciascio, ancora Dincecco, chiude il triangolo, lo schema a Sciascio, però non riesce a concludere, torna indietro e poi dà respiro alla manovra. Sulla palla Vanelli, Vanelli per Sciascio, se ne va Ferroni, poi calcia a Sciascio che non supera il raddoppio di Magnini. Angolo Pescara, senza soluzione di continuità l'attacco degli abruzzesi. Vanelli, calcia Vanelli, palla deviata, copre il primo palo e concede angolo. Adele Cecconi, dall'angolo Dincecco, Sciascio, si suola Sciascio e calcia. Brava Cecconi questa volta ad alzare sopra la traversa, a sfiorare di quel che basta per evitare che la palla finisca sotto il 7. Ancora Dincecco, Vanelli, calcia Vanelli, questa volta la palla va fuori. Pezzolla, Zelli, Magnini, Ferroni, Ferroni prova a cercare Zelli, riparte il Pescara con Dincecco, Dincecco, Valentino, ancora Dincecco, Vanelli, Vanelli 1 contro 1 con Pezzolla, Vanelli prova a liberare il sinistro ma Pezzolla ci mette il piede con grande convinzione. Questa azione difensiva di Maria Grazia Pezzolla. Sulla palla Valentino, Dincecco, Dincecco libera il destro, palla ampiamente fuori dai pali. La ripresa del gioco da Cecconi a Ferroni, Magnini, Baldassarri, di prima Ferroni a cercare Pezzolla, si battono Pezzolla e Dincecco, alla meglio Dincecco, mentre nella girandola dei cambi predisposta da Amparo è tornata in campo anche Federica Belli. Dincecco, Dincecco in posizione da pivot, Pato, Pato si gira e poi calcia Cecconi, Cecconi chiude su Pato. Dall'angolo Ersilia Dincecco, la palla in mezzo, non riesce a controllarla Rafa Pato. Dincecco, Rafa Pato, Dincecco, Belli, Belli, poi calcia Belli in due tempi,
è brava Cecconi, poi Cecconi vicina per Magnini, palla larga che non può controllare Ferroni, pronta a entrare Fortunati nell'Atletico Foligno. Torna in campo Tati, eccola qua Tati, Valentino, Belli, Rafa Pato, Belli, Pato, cerca di aumentare i giri il Pescara ma perde metri. Valentino, da Tati per Rafa Pato, Rafa Pato se ne va a tutta velocità, la palla in mezzo sul secondo palo e la tocca Cecconi, quel che basta per mettere fuori causa l'irruzione sul secondo palo di Belli. Buon intervento di Cecconi questo qua. Tati, la palla viene sporcata dalla difesa dell'Atletico Foligno che si sta difendendo con grande generosità. Tati, Valentino, angolo concesso da Baldassarri quando se ne sta per andare la prima metà di questo primo tempo. La palla arriva, rasoterra per Belli che poi riceve il passaggio di ritorno, poi c'è un gioco di prestigio di Tati e poi arriva Ferroni. Tati, la palla arriva a Belli, posizione pericolosa, Ferroni la contrasta e poi ruba palla e poi arriva ancora Ferroni su Tati. Il capitano di giornata dell'Atletico Foligno in un paio di azioni difensive niente male. Rozzo, Rafa Pato, ancora 1 contro 1 di Rafa Pato che poi converge, appoggia per Rozzo. Rozzo, la palla arriva da quest'altra parte e poi la recupera l'Atletico Foligno. Attenzione questa ripartenza e questa rifinitura di Baldassarri per Pezzolla è un po' imprecisa. Sarebbe stata una superiorità numerica 3 contro 2 da sfruttare, ma peccato nell'ultimo passaggio Baldassarri. Tati, Belli, fermata, Ferroni si appoggia da quest'altra parte per Baldassarri, c'è il ritorno di Belli. Poi attenzione a questa ripartenza del Pescara che però inizialmente Rozzo voleva servire in profondità, poi appoggiato per Belli, palla persa, azione Atletico Foligno, Ferroni, Fortunati perde la palla sull'attacco di Rafa Pato, poi Rafa Pato se ne va a tutta birra, c'è il fallo di Baldassarri che spende questo cartellino giallo sulla scorribanda di Rafa Pato. Adesso c'è un calcio di punizione e sarà sicuramente uno schema quello proposto dalla squadra di Amparo, visto che sono entrati in campo sia Vanelli che Sciascio. Sulla palla Tati, 10 metri dalla porta di Cecconi, palla leggermente defilata. (11:25) di questo primo tempo, 2 in barriera per Cecconi. Sulla palla Sciascio, 2 uomini sui pali per Amparo. Fischia l'arbitro, parte Sciascio la finta e calcia Belli e centra il palo che comunque era coperto da Adele Cecconi. Pallo su punizione, poi c'è Tati contro Fortunati, difende la palla Tati. Ancora Pescara, Belli per Tati, Rozzo contro Fortunati, Rozzo libera il destro ma la palla viene
respinta da Castagnoli, respinta l'azione del Pescara nella sua metà campo. Tati per Rozzo, la palla filtra da quest'altra parte, Rozzo, Pato se ne va, si appoggia ancora per Tati, doppio rimpallo che favorisce Tati, ancora Tati, poi Castagnoli che mette in fallo laterale, la palla arriva a Belli, Belli calcia, la palla viene respinta ancora una volta da Pezzolla. Tati perde la palla sull'attacco di Castagnoli, poi Castagnoli prova ad andarsene. La palla arriva sulla sinistra per Rozzo, Rozzo libera il destro di piede, poi la palla resta lì, contrasto Fortunati, Pato alla meglio Fortunati, la palla torna indietro, Tati, poi c'è la palla gestita in modo un po' rocambolesco da Rozzo e il possesso torna all'Atletico Foligno, con Rozzo che addirittura chiede il cambio. Evidentemente c'è stato un piccolo risentimento per Rozzo. Tornati in campo Coppari, la palla sul lungolinea di Fortunati per Castagnoli, palla imprecisa. Coppari per Rafa Pato, fa sportellate con Pezzolla, difende la palla, la riapre per Tati, ancora Rafa Pato, addirittura in posizione da regista, e poi ancora Tati, Coppari, Tati prova a cercare Coppari, la palla arriva comoda per Cecconi che poi la lancia lunga per Castagnoli, palla troppo alta, comoda per Chiara Di Sauro. Ventenne portiere a disposizione di Amparo che l'ha preferita a Mascia. Adesso c'è Coppari, palla deviata da Castagnoli. Prova a salire l'Atletico Foligno in attacco, poi qui c'è forse un fallo di mano di Castagnoli che viene fischiato con molto ritardo, ma sacrosanto. Sulla palla Tati, batte subito il Pescara, Tati sembra liberare il destro, poi ancora Tati, 1 contro 1 attaccata da Pezzolla, poi c'è Fortunati attaccata da Coppari, è costretta a mettere in fallo laterale. Sulla palla ancora Tati, cerca di dare ritmo, la palla arriva sul secondo palo a Coppari, poi calcia, scusate era Belli, la palla esce dall'area, Rafa Pato attaccata e poi in qualche modo recupera il possesso l'Atletico Foligno. Passaggio così di Castagnoli che non trova Pezzolla. Poi la palla arriva a Rafa Pato sulla sinistra, Rafa Pato, l'anticipo da parte di Pezzolla, in trincea l'Atletico Foligno sugli attacchi del Pescara che nonostante sia in vantaggio continua ad attaccare a testa bassa con la sua qualità. Pato cerca di liberare il sinistro, poi calcia in mezzo, una specie di cross su cui prova Belli di testa, ma la palla è troppo alta e forte e c'è il time out chiesto da Luigi Battistone quando mancano 4 minuti e 29 secondi al termine di questo primo tempo. In vantaggio il Pescara 1-0.
Rientriamo dal time out quando mancano 4 minuti e 29 secondi alla fine del primo tempo. In vantaggio il Pescara, decide la zampata di Rafopato allo spirare del quarto minuto. 3:51. Ferroni a cercare Zelli in profondità, la palla è stata sporcata da Coppari. Possesso Atletico Foligno. Pezzolla, Ferroni, Pezzolla. Non viene premiato il contromovimento di Magnini. Tati, Vanelli, ancora Tati, Tati se ne va, Tati serve, la palla esce per Vanelli, Coppari, Vanelli, libera al sinistro, Vanelli se la cava, Cecconi e sul tapin c'è Coppari. 16:09. Raddoppio del Pescara con Ludovica Coppari. Cecconi aveva parato, ma la palla è rimasta troppo vicina alla porta e Coppari ha punito l'Atletico Foligno. Magnini, Pezzolla, di forza viene fuori Tati, arriva Vanelli di gran carriera, calcia Vanelli, questa volta bene di piede Cecconi, riparte Zelli, aveva cercato forse il taglio di Ferroni, palla un po' lunga, adesso c'è Sciascio attaccata da Magnini, Cecconi con il destro, spazza via tra le mani di Di Sauro. Vanelli, la palla arriva su Sciascio, attaccata, perde palla Sciascio da Zelli che cercava Pezzolla in profondità, ma era veramente improponibile che Pezzolla potesse fare questo scatto. D'Incecco attaccata da Pezzolla, la palla arriva a Vanelli, calcia, la palla alta, quella di Gabby Vanelli. Pezzolla, Ferroni, attenzione a D'Incecco, la palla viene recuperata da Zelli prova a orchestrare un contropiede, ci mette il piede D'Incecco, Ferroni scambia con Magnini e poi ci sarà ancora rimessa laterale davanti alla panchina abruzzese. Sulla palla c'è Zelli, da Magnini a Pezzolla, 1 contro 1, prova ad andarsene, poi libera il sinistro, palla lontana dai pali di Di Sauro. Eccola qua la ventenne portiere del Pescara. Vanelli, D'Incecco, Vanelli 1 contro 1, poi arriva ancora D'Incecco, sembra voler liberare il destro, poi calcia D'Incecco e poi Cecconi in due
in due tempi e riparte l'Atletico Foligno con Zelli, presa per la maglia Zelli, il contrasto di Zelli e riparte ancora il Pescara. Attenzione, un 2 contro 1 e esce ancora Cecconi. Cecconi esce fuori area da libero aggiunto e se la cava l'Atletico Foligno. Zelli, Pezzolla per Magnini. Magnini torna indietro, ripulisce la palla, sulla palla Zelli, calcia Zelli da lontanissimo. Rozzo per la neoentrata di Iscaro. Poi c'è Dincecco. Rozzo calcia! La palla è stata deviata da Cecconi. Buon intervento di Cecconi questo qua. In campo di nuovo Castagnoli. Ancora una parata da parte di Cecconi sul sinistro di Sciascio. Palla sprecata dal Pescara, possesso Atletico da Cecconi a Pezzolla. Pezzolla per Ferroni. Controllo un po' problematico di Ferroni e poi la palla arriva docile nelle mani di Sauro e finisce qui il primo tempo sul punteggio di 2-0. Decide il gol nel quarto minuto di Rafa Pato e poi quello all'inizio del 17° minuto da parte di Coppari. A risentirci per la ripresa.
Amici appassionati, ben rientrati al Palazzetto dello Sport di Foligno Giuseppe Paternesi. Ci apprestiamo a seguire il secondo tempo di Atletico Foligno Pescara, primo tempo concluso in vantaggio dalle ospiti 2-0, le reti di Rafa Pato e Ludovica Coppari, entrambe le reti da rapaci d'area, il primo su una respinta della traversa su tiro di Vincecco, il secondo su una parata di Cecconi. Fatto sta, Pescara in vantaggio strameritatamente 2-0, dominio totale del gioco. E si riparte, vediamo i quintetti in campo: Rozzo, Tati, Valendino e Rafa Pato davanti a Di Sauro per Amparo, mentre c'è Cecconi in porta, Magnini, Castagnoli, Zelli e Pezzolla per l'Atletico Foligno. Adesso è proprio Valendino che prova a farsi luce sulla sinistra. È Zelli che concede la rimessa laterale. Eccola qua la numero 27, Alessia Valendino, in rete nell'ultima partita con la Lazio. Tati, Rafa Pato, 1 contro 1, la palla in mezzo di Rafa Pato, palla sporcata e Cecconi la fa sua, poi cerca di lanciare Castagnoli, c'è Tati che anticipa la palla e concede rimessa laterale in zona d'attacco. Magnini per Pezzolla, Zelli, ancora Magnini si appoggia su Cecconi, Cecconi la gestisce con il piede, poi lancia a lungo, la palla è troppo larga e imprecisa sia per Castagnoli che per Pezzolla. Possesso Pescara, Rozzo, Valendino, Rozzo, Tati serve da quest'altra parte, Rozzo, calcia Rozzo! E questo che è stato un tiro in porta, in verità sarebbe stato un taglio sul secondo palo se solo ci avesse creduto una compagna. Palla comunque recuperata dal Pescara, Rafa Pato anticipata da Zelli, possesso però che torna nelle mani del Pescara. Di Sauro si appoggia su Rafa Pato, Valendino, accenno di pressing a tutto campo dell'Atletico Foligno, Castagnoli, e poi la palla arriva a Rozzo sul tocco di Rafa Pato, controllo non semplicissimo questo richiesto a Natalia Rozzo. Rimessa Atletico Foligno, Magnini, Cecconi, la palla lunga, la lascia scorrere Tati, nessun problema per Di Sauro. Tati, Rafa Pato 1 contro 1, attaccata Rafa Pato però non la perde, Rozzo attaccata, perde palla, Pezzolla, poi si batte Rozzo, la palla arriva a Tati, la palla arriva a Valendino, in qualche modo se la cava la difesa dell'Atletico Foligno. Attenzione, la palla arriva da quest'altra parte a Rozzo, perde il contrasto con Pezzolla, poi arriva Rafa Pato, da Di Sauro a Valendino, ancora accenno di pressing a tutto campo dell'Atletico Foligno, che ha il merito di guadagnare questo possesso. Pezzolla, Castagnoli, Zelli, ancora per Castagnoli, spalla alla porta, perde la palla Castagnoli, Tati a tu per tu, calcia Tati e Cecconi.
Grande parata di Cecconi questa qua, tu per tu contati. Poi arriva la palla a Rozzo, calcia a Rozzo, la palla viene respinta da Pato addirittura, poi Cecconi la spazza via. La palla arriva a Di Sauro, Rozzo. Rozzo, la palla arriva a Valentino, Valentino si deve girare e poi perde il possesso, no? È sua la rimessa laterale in zona d'attacco. Valentino, capitano d'Incecco. Rozzo, Rozzo per Pato, si libera in un fazzoletto, Pato poi subisce un paio di contrasti da Zelli. Proprio Zelli che lascia il campo. A Baldassarri, poi Magnini cerca di difendere il possesso sull'attacco di Vanelli. Pezzolla in profondità per Ferroni, Ferroni la dà di prima a Magnini, la palla però è uscita. Buona azione dell'Atletico Foligno. Belli, 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 Pezzolla. Arriva D'Incecco a rimorchio, la palla arriva a Cecconi, facile, Magnini, Magnini contro Vanelli, Magnini adesso protegge la rimessa dal fondo e se ne occupa ancora Adele Cecconi. Pezzolla, Magnini, ancora il contrasto con Vanelli e ancora alla meglio Magnini. Il possesso sarà una rimessa laterale per l'Atletico Foligno in zona difensiva. Baldassarri, Magnini, Ferroni, palla che voleva trovare Pezzolla. Coppari, Belli, Vanelli, Vanelli 1 contro 1, Vanelli prova ad andarsene, poi calcia sul secondo palo. E ancora una volta una bella azione delle laterali di Amparo che non sono state assistite sul secondo palo. Adesso c'è D'Incecco che si incarta un po' e sarà rimessa laterale per l'Atletico Foligno sulla palla Corboli che serve Belli. Belli riparte, Belli calcia, palla alta, nessun problema per Cecconi. Baldassarri, Pezzolla, Ferroni di prima a cercare Corboli. Belli, Belli perde palla sull'attacco di Pezzolla, poi Pezzolla la riperde ancora, Ferroni evita guai, palla in laterale. La rimessa laterale è stata assegnata all'Atletico Foligno, qui c'è un fallo di mano da parte di Belli. Decisione un po' cervellotica da parte dell'arbitro. Adesso la palla arriva a Corboli che non riesce D'Incecco, la finta di D'Incecco era interessante per Belli. Adesso Belli viene redarguita dal signor Fior perché ha allontanato il pallone. Pezzolla in profondità, impossibile da controllare per Corboli. Ancora azione del Pescara. Vanelli guadagna metri,
Vanelli 1 contro 1 con Baldassarri. Vanelli calcia, murata da Pezzolla e poi riparte Corboli, attaccata da Vanelli, frena Corboli, Pezzolla, la palla per Baldassarri calcia, palla alta di Jennifer Baldassarri. Belli, la palla in profondità di Belli, veramente imprecisa. Ferroni, Baldassarri, Pezzolla se ne va a Sciascio, Pezzolla sul lungolinea, poi c'è l'anticipo del Pescara che riparte con Coppari mette la palla sul secondo palo, capisce tutto Baldassarri e concede solo rimessa laterale in zona d'attacco quando se ne sono andati 6 minuti e 50 secondi di questo secondo tempo. Poi libera al sinistro Sciascio che filtra in mezzo a una selva di gambe e si insacca alle spalle di Cecconi. 6:52 dall'angolo, lo schema ha liberato Baldassarri, un tiro precisissimo, scusate, ha liberato Sciascio, un tiro precisissimo e Aida Sciascio insacca il gol che vale il 3-0 Pescara. Chirurgico sinistro di Aida Sciascio, possiamo dire. Attenzione adesso, ancora lei difende il possesso, poi torna indietro sulla palla Rozzo. Sciascio, ancora Sciascio, attaccata da Pezzolla, alla meglio la numero 77 dell'Atletico, Baldassarri, dietro per Pezzolla, Ferroni, bene Ferroni per Corboli, Baldassarri a cercare qualcuno sul lungolinea, non c'è nessuno e la palla scorre sul fondo. Di prima, gran palla per Tati suolata, Pezzolla, viene fuori Pezzolla e poi arriva Ferroni, arriva però Di Sauro ad anticipare Ferroni. Baldassarri, le finte di Baldassarri, calcia Baldassarri, in due tempi se la cava Di Sauro. I pericoli dell'Atletico Foligno in questa ripresa sono venuti dal sinistro di Jennifer Baldassarri. In campo Alessia Discaro. Fortunati di prima per Ferroni, poi c'è Baldassarri che si batte, la rimessa laterale sarà dell'Atletico Foligno, palla che è carambolata su Tati. Poi qua c'è Discaro che mette questa palla indietro. Non è angolo perché c'è stata forse una deviazione da parte di qualcuno dell'Atletico. Possesso Pescara. Rozzo per Tati 1 contro 1 con Fortunati. Tati libera al sinistro, calcia, copre sul primo palo Cecconi e concede angolo alle abruzzesi quando se ne sta per andare il 9° minuto di questo secondo tempo. Palla in mezzo, viene fuori Baldassarri bene, Baldassarri, doppia carambola, la rimessa è dell'Atletico Foligno. No, la rimessa è del Pescara.
Sulla palla Rozzo, Tati, Discaro sul lungolinea con Sciascio. Sciascio gestisce con il sinistro, 1 contro 1 con Magnini. Sul raddoppio di Baldassarri fa uscire fuori la palla da Rozzo per Tati. Tati attaccata da Fortunati. Le sterzate di Tati, poi questa palla, questo bel taglio per Discaro, anticipo di piede di Cecconi. Tati, Rozzo, Sciascio 1 contro 1 con Magnini. Sciascio blocca Cecconi e poi cerca qualcuno da servire. Vicina c'è Magnini. Magnini è costretta a spazzare sul pressing di Tati. La stessa Tati che si appoggia su Discaro. Rozzo prova l'anticipo, poi Sciascio che aveva eluso l'anticipo di Ferroni. Il calcio di Sciascio, palla alta sopra la traversa. Ferroni, Magnini sul lungolinea, largo per Fortunati. Tati sulla palla all'altezza della linea mediana. Rozzo, Discaro, Rozzo dall'altra parte ancora per Discaro. Arriva ancora Rozzo. Il gioco di prestigio di Rozzo. Rozzo si salta tutti e poi Cecconi. Cecconi e il palo su Rozzo. Angolo, ancora a liberare il sinistro Sciascio. Questa palla è alta, poi riparte di gran carriera l'Atletico Foligno. Ferroni, l'entrata in scivolata da parte di Sciascio che concede angolo sull'incursione di Maria Giulia Ferroni. Sulla palla Ferroni, Zelli prova a farsi luce con Pato, attaccata Zelli, è costretta a ritornare da Cecconi. Cecconi lancia lungo per Magnini. La palla rimbalza sulla schiena della numero 8 dell'Atletico Foligno e sarà possesso Pescara. Sulla palla c'è Federica Belli, mentre viene chiesto il cambio della sfera, ritenuta sgonfia. Tornato in campo Capitan D'Incecco che riceve e orchestra questa azione delle sue. Rafa Pato, ancora D'Incecco se ne va molto bene su Ferroni. D'Incecco poi non trova modo di servire sul secondo palo. Azione ancora manovrata della squadra di Amparo. Ancora D'Incecco, 1 contro 1 con Magnini. D'Incecco se ne va sulla destra e poi Magnini sporca il possesso in fallo laterale. Ancora D'Incecco, arriva Valentino, calcia, palla sull'esterno della rete. Pezzolla di prima a cercare Fortunati non riesce a controllare. Valentino, D'Incecco, Rafa Pato contro Pezzolla, è rimessa laterale per il Pescara. Se ne occupa Rafa Pato per D'Incecco. Belli cerca di liberare il destro, poi si appoggia ancora su Rafa Pato. Da respiro alla manovra, D'Incecco, Valentino per vie centrali, Rafa Pato.
Ancora l'1 contro 1 di Rafa Pato che non riesce a liberare il destro, poi trova molto bene Belli, palla sull'esterno del palo. Il lancio lungo di Cecconi, la difende Castagnoli, spalla alla porta, la controlla Magnini. Magnini sull'attacco di Valentino, si tiene questa rimessa laterale e sarà proprio lei a batterla. Zelli su Pezzolla per Castagnoli, controllo impossibile per il numero 16 dell'Atletico Foligno. 7 minuti e 34 da giocare in questo secondo tempo, sempre 3-0 per il Pescara. D'Incecco, adesso c'è questa palla che arriva a Belli, il doppio rimpallo sull'intervento di Zelli favorisce il possesso dell'Atletico Foligno. Cecconi guadagna qualche metro e poi è costretta a mettere la palla in fallo laterale. D'Incecco, Belli, D'Incecco, Rafa Pato, attenzione a Rafa Pato, ancora lo scambio con D'Incecco, ancora la 99 del Pescara e della Nazionale, ancora Pato per Belli, D'Incecco per Valentino, non perde il possesso il Pescara. Valentino bene, la fa riuscire fuori. Rafa Pato in profondità, questa volta nessun problema per l'Atletico Foligno. Da Zelli a Baldassarri, Pezzolla, la palla per Castagnoli, arriva comoda tra le mani di Di Sauro, poi Zelli sporca il possesso, Rafa Pato spalla alla porta, gestisce e poi serve D'Incecco, attaccata da Castagnoli. Castagnoli recupera il possesso, palla arriva a Baldassarri attaccata da Belli, rimessa laterale Atletico Foligno in zona d'attacco. Zelli, poi calcia a Baldassarri, palla murata, sarà però ancora possesso dell'Atletico Foligno. 5,56 da giocare, Baldassarri calcia, fuori. D'Incecco, Rafa Pato se ne va di forza, attenzione, Pato chiude le gambe bene Cecconi e poi D'Incecco per Belli, la palla è troppo lunga per Federica Belli che è costretta a concedere la rimessa laterale davanti alla panchina di Battistone. Poi Belli intercetta bene la rimessa laterale, ancora Belli, Rafa Pato chiude sul secondo palo, arriva Valentino che però non riesce a controllare, poi il lancio lungo da parte di Cecconi, la palla arriva a Baldassarri non riesce a calciare, poi arriva D'Incecco che lamenta una carica, nessun fallo fischiato e si riparte da Zelli. Pezzolla, il contrasto con Belli lo vince Pezzolla, da Baldassarri ancora Zelli, Baldassarri, spalla alla porta per Castagnoli, la fa uscire Pezzolla, da respiro alla manovra, Zelli ancora, calcia Zelli e sarà angolo per l'Atletico Foligno a 4,44 alla fine di questo secondo tempo. Prova a fare qualcosa anche nel centrocampo degli avversari la squadra di Battistone, dall'angolo Baldassarri calcia forte, poi recupera la palla Zelli,
però è costretta poi a concedere il fallo di fondo. Di Sauro sulla palla, palla da Coppari per Discaro e c'è l'anticipo di Pezzolla. Sulla palla Coppari, Discaro, tiro un po' strozzato che è quasi un assist per Vanelli. Viene fuori l'Atletico Foligno. Baldassarri, Pezzolla, Pezzolla se ne va a Vanelli molto bene, poi si trascina la palla sulla linea laterale. La rimessa però è dell'Atletico Foligno, non era uscita la palla sull'offensiva di Pezzolla. Baldassarri, Baldassarri poi cerca di servire qualcuno, la palla è stata intercettata da Discaro, da Vanelli scusate. Rafa Pato viene fermata da Pezzolla, riparte 2 contro 1 l'Atletico Foligno, la palla non arriva però a Castagnoli. Discaro viene attaccata da Pezzolla e poi Discaro la tiene in campo, la palla resta lì e poi c'è il fallo di Discaro che molto generosamente aveva cercato di riprendere questo possesso con Pezzolla a mani sulle gambe. Ha dato veramente tutto Maria Grazia Pezzolla quest'oggi. Eccola qua ancora. La palla in profondità per Castagnoli. Castagnoli la controlla, si batte contro 2. Forse qui c'era fallo di Rafa Pato, ma il metro arbitrale è stato chiarissimo fin dall'inizio. Le azioni un po' incerte sono andate tutte a vantaggio delle difese, per cui niente da dire sull'arbitraggio di oggi. Coppari, Sciascio per Vanelli, ancora Sciascio Vanelli a cercare in profondità qualcuno tra Discaro e Sciascio, palla non precisa. Ancora 3 minuti e 07 da giocare di questa partita, che dal punto di vista del punteggio ha ben poco da dire. Adesso Corboli cerca di controllare, Sciascio se ne va, poi Corboli in qualche modo disturba Sciascio e il possesso ritorna all'Atletico Foligno. È proprio Corboli che cerca di controllare spalla alla porta su Coppari, poi Vanelli prova ad andarsene a Ferroni. Rimessa laterale Atletico, sulla palla il capitano di oggi dell'Atletico Foligno, Maria Giulia Ferroni, che serve Corboli di testa. Questo passaggio di ritorno, lo scambio fra le due, ancora Ferroni e rimessa Atletico Foligno davanti alla panchina di Amparo. Ferroni, Baldassarri calcia forte in 2 tempi. Di Sauro che poi va a cercare lungo Sciascio, il colpo di testa di Pezzolla all'indietro agevola l'intervento di Cecconi. Ferroni, Pezzolla sul lungolinea per Ferroni, attaccata da Vanelli, poi c'è Zelli, Corboli che si batte con Sciascio se ne va, raddoppiata Sciascio, attenzione il 3 contro 1 e lo sbaglia il Pescara. Ferroni non trova il modo di servire qualcuno in profondità, si riparte dall'azione manovrata dell'Atletico Foligno. Baldassarri guadagna metri, poi perde palla, attenzione Coppari, 1 contro 1 con Cecconi, la porta è vuota e Discaro divora il gol del 4-0 dopo l'ennesimo ottimo intervento di oggi da parte di Cecconi. Magnini in profondità, Corboli non riesce a controllarla e si riparte da Vanelli. 100 secondi alla fine di questo Atletico Foligno Pescara. Poi Vanelli cerca Coppari, se ne va Vanelli, il colpo di testa da parte di Magnini.
Rimessa laterale sulla tre quarti, sulla palla Ludovica Coppari. Discaro di prima bene per Sciascio, palla un po' imprecisa e arriva tra le braccia di Cecconi. Baldassarri cerca Ferroni, il contrasto lo perde Ferroni, riparte Discaro a tutta velocità. Discaro calcia in due tempi Cecconi. Corboli per Baldassarri, attenzione, Baldassarri raddoppiata, sul lungolinea c'è Sciascio che recupera e poi la perde la palla Sciascio, attenzione Ferroni calcia di piede di Sauro in quella che probabilmente è la più grande occasione da gol dell'Atletico Foligno. Poi Baldassarri, doppio rimpallo e concede angolo il Pescara. Dall'angolo Federica Corboli, questa palla alta, attenzione Ferroni sul lungolinea, rimessa laterale per il Pescara, 34 secondi alla fine dell'incontro. Sulla palla Vanelli, Sciascio si esibisce in questo controllo spettacolare e poi riceve il passaggio di ritorno da Vanelli per Coppari, la palla in profondità di Coppari, non ci arriva Discaro, 15 secondi. Baldassarri in profondità per Ferroni, la palla arriva dalle parti di Cecconi. Lancia Corboli in profondità per Ferroni, 2 secondi alla fine. Vince il Pescara al Pala Paternesi 3-0 e conferma il suo ottimo momento, anche se non è riuscita magari a concretizzare tutta la sua mole di gioco. Eccola qua, la sirena finale si conclude qui. Dicevamo Atletico Foligno Pescara, vince il Pescara 3-0. Sono andati in gol nel primo tempo Pato e Coppari, nella ripresa Aida Sciascio ha chiuso il tabellone sul 3-0 per le abruzzesi. A risentirci per le prossime dirette sul canale YouTube della Divisione.